Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un ragazzino minorenne è precipitato per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo percorreva nel pomeriggio il sentiero che dal forte di Osopo va al parco del Rivelino. È stato il compagno di giochi a dare l'allarme attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto sono arrivati, allertati dal Sores, l'ambulanza da Gemona, i carabinieri, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il ragazzino, ferito, ma che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e collocato sulla barella spinale all'arrivo dell'elisoccorso che ha sbarcato l'equipe medica con il verricello. Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza a bordo dell'eliambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata e fuori pericolo di vita. Un grave sinistro della strada si è verificato questa sera poco dopo le 19 lungo la strada comunale che da Rivignano porta ad Aris. Il conducente di un furgone si è scontrato con 2 motorini condotti da 2 ragazzini della zona. Uno dei 2 è finito all'interno del canale scolmatore. Dopo l'allarme sul posto sono stati inviati i soccorsi. Un'auto medica proveniente da Udine e l'ambulanza dalla Tisana. Oltre a loro i vigili del fuoco, del distaccamento di Codroipo e di Latisana per la messa in sicurezza e la bonifica della sede stradale e il recupero del mezzo. Il ragazzino di 15 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato all'equipe medica sanitaria. Da qui il trasporto d'urgenza all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della stazione di Rivignano. Vicegovernatore Riccardi, siamo al distretto 4 di Trieste, distretto che sta giocando un ruolo importante nella lotta al Covid-19. I distretti sono importanti nella impalcatura dell'organizzazione sanitaria. Io ho voluto una legge che metta il distretto al centro di questa operazione. Ci sono ancora molte battaglie da vincere nel rapporto con la sanità territoriale rispetto alla sanità ospedaliera. Sono 2 pilastri fondamentali dove bisogna riorganizzare un po' il baricentro a beneficio delle persone che devono essere curate e anche delle strutture ospedaliere che molto spesso sono costrette ad ospitare delle prestazioni che possiamo definire tranquillamente inappropriate. Fabrizio Cicero, chiediamo com'è andata questa raccolta fondi che ancora una volta vede il Friuli impegnato in queste iniziative? Allora, ancora una volta i nostri clienti ci hanno sorprese e meravigliate. La raccolta fondi è andata benissimo, nonostante il momento difficile e delicato. Abbiamo raccolto oltre 95.000 euro e in 250.000 micro donazioni. 250.000 volte i nostri clienti hanno creduto nel nostro progetto e 250.000 volte i nostri colleghi nei punti vendita hanno promosso e raccontato il nostro progetto. Devo dire che ancora una volta i clienti
si sono fidati di quello che del progetto che Despar vuole sostenere, e mai come questa volta siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Neanche farlo apposta, oggi è la giornata internazionale per la ricerca sull'endometriosi e oggi consegniamo l'assegno importante per questo. Devo dire che è stato un ottimo risultato, siamo orgogliosi di averlo fatto e siamo altrettanto pronti ad organizzare altre iniziative nel corso dell'anno. Può aver inciso il fatto che avete molto personale femminile alle casse e quindi molto sensibili a questo tema? Beh, in Despar oltre il 70% dei colleghi sono donna, sicuramente la sensibilità è maggiore, però vi posso assicurare anche tutti i nostri colleghi uomini si sono dati da fare affinché tutto questo andasse nel migliore dei modi. Quindi direi sì, è vero, tante le donne che hanno sensibilità maggiori per questi temi, ma tanti anche gli uomini che hanno avuto la sensibilità necessaria per raccogliere quello che abbiamo raccolto. A Sonia Manente, presidente dell'Associazione Friulana per la ricerca sulla endometriosi, chiediamo: contenti e soddisfatti di questa raccolta fondi? Siamo contentissimi di questa raccolta fondi, è sicuramente la prima importante raccolta fondi che facciamo in questo territorio, chiaramente. È un territorio che sicuramente ci ha gratificato, un territorio che ci sta accompagnando verso la ricerca, che è uno dei nostri obiettivi che abbiamo sempre avuto da 20 anni a questa parte. Quindi dopo 20 anni si esaudisce il nostro desiderio di poter andare verso la ricerca e di cui siamo partecipi. Grazie alla Despar, grazie ai dipendenti della Despar che hanno veramente contribuito a far sì che le persone potessero essere vicine a questa patologia così invalidante, che soffrono il 10% delle persone, delle donne in età fertile, e che comunque però è misconosciuta, sebbene che sia molto importante il numero di persone che ne soffrono. In regione i numeri dicono 26.000 donne che hanno manifestato, ma molte altre non l'hanno. Come bisogna fare per mettersi in contatto con voi? Allora, per mettersi in contatto con noi, andare sul nostro sito www.endometriosifvg.it, oppure una mail che possiamo sicuramente dare è endometriosifvg@gmail.com, numero di telefono, WhatsApp e tutti gli altri social 330 204 653. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.